Si ricomincia da qui, 65 anni dopo. L'Orchestra dei Solisti Veneti è tornata al Teatro Olimpico dove il 26 ottobre del 1959 tenne il suo primo concerto, una celebrazione che ha riportato l'orchestra a suonare in uno dei templi mondiali della cultura. Il Teatro Olimpico, il primo e più antico teatro stabile coperto dell'epoca moderna, progettato nel 1580 su commissione dell'Accademia Olimpica ad Andrea Palladio. Dirigere in questo miracolo di bellezza e di mirabile acustica che è il Teatro Olimpico di Vicenza è sempre qualcosa di profondamente emozionante, ha commentato il maestro Giuliano Carella, da anni ormai alla guida dell'orchestra. Solisti ospiti della serata Giuseppe e Anna Stella Gibboni, due fratelli uniti dalla stessa passione, la musica e il violino. Un programma raffinato, quello che è stato proposto dall'orchestra per l'occasione, con Bach e Vivaldi. Tra la fine del 1600 e la metà del 1700 furono loro i massimi esponenti della musica barocca. Così le architetture del Teatro Olimpico hanno assistito ancora una volta a una serata memorabile in cui si è scritta la storia. 65 anni di vita per l'Orchestra dei Solisti Veneti, l'orchestra d'archi più antica al mondo.